Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Mafia e droga, 22 arresti a Catania per una faida tra due opposte fazioni, smantellata organizzazione composta da giovani leve che gestivano diverse piazze di spaccio. Evasione fiscale nel settore dell'istruzione privata, scoperti 131 professori irregolarmente impiegati in un istituto scolastico paritario di Agrigento. La Guardia di Finanza contesta 300.000 euro di ricavi non dichiarati e 435.000 euro di contributi non versati. Sicilia nella morsa del caldo, l'anticiclone subtropicale algerino sta per avvolgere l'isola e buona parte del meridione con temperature elevate persistenti fino a domenica, previsti picchi di 42-44 gradi nelle zone interne. Il festino di Santa Rosalia, folla di fedeli e turisti per l'omaggio alla patrona di Palermo. In 400.000 ieri al Cassaro per la sfilata del carro. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte più lunga per la città. Lo striscione di addio Pizzo, Santa Rosalia, liberaci dalla mafia. Sequestrati a Modica, nel Ragusano, dal nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia, 13 cani custoditi tra degrado e maltrattamenti all'interno di un'azienda del settore edile. E ancora nelle campagne è salvata una cucciola con una profonda ferita al collo provocata da un laccio. Una parata di stelle nell'incanto di una serata targata Dolce & Gabbana. Il teatro antico di Taormina si è trasformato in una vetrina mondiale della moda. Tra gli ospiti della serata Jennifer Lopez, Monica Bellucci, Michele Morrone e l'attaccante della nazionale norvegese Haaland. E poi il calcio, primo test amichevole oggi per il Palermo che nel pomeriggio in Trentino affronterà la formazione locale del Gardena. Sul mercato Osti insiste Perrao. Nuove ufficializzazioni in casa Catania, ceduto Casasola al Brescia, il giovane portiere De Falco diventa rossaazzurro, in arrivo il terzino destro Todisco. Dunque, bentrovati, 22 arresti a Catania, una faida tra due opposte fazioni e un impressionante uso di armi, come scritto dagli inquirenti. Un'organizzazione composta da molte giovani leve che gestivano diverse piazze di spaccio. Orazio Longo. Quelle sparatorie al villaggio Sant'Agata e al Librino a Catania erano i segnali di una faida tra due opposte fazioni emersa dopo una violenta rissa avvenuta nella primavera del 2022, dopo che alcuni ragazzi ritenuti vicini al clan Mazzei dei Carcagnusi avrebbero impedito ad un cantante neomelodico catanese di esibirsi sul palco di un noto trapper. La polizia, su ordine della DDA, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone accusate di associazione a delinquere armata finalizzata al traffico di stupefacenti, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, lesioni personali e minacce con l'aggravante del metodo mafioso. Rispetto ad altri 4 indagati si attende l'esito degli interrogatori preventivi. L'organizzazione criminale è composta prevalentemente da giovani leve a cui è contestato l'utilizzo del metodo mafioso e l'aver agevolato il clan Cappello Bonaccorsi. Le piazze di spaccio si trovavano al villaggio Sant'Agata, al Librino e a San Cristoforo. In questo scenario caratterizzato da un impressionante uso di armi, scrivono i magistrati, è stata inserita una sparatoria del giugno 2023, causata da un debito non pagato di 500 euro, e ancora uno scontro armato nel pomeriggio del 16 giugno, un altro episodio di esplosioni d'arma da fuoco il 21 giugno dello stesso anno. Dalle indagini è emerso anche che l'organizzazione svolgeva operazioni particolarmente remunerative basate sull'introduzione nelle carceri dell'isola di cocaina, cellulari e SIM grazie al contributo determinante di professionisti ed esperti nel manovrare droni. Scoperti 131 professori irregolari in un istituto scolastico paritario di Agrigento. La Guardia di Finanza contesta 300.000 euro di ricavi non dichiarati e 435.000 euro di contributi non versati. Angelo Gaiano.
Ricavi non dichiarati per 300.000 euro e contributi non versati per 435.000 euro. Al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Agrigento, un istituto scolastico paritario che, secondo l'accusa, ha assunto 131 docenti con contratti ritenuti irregolari. In sinergia con la direzione provinciale dell'INPS, le Fiamme Gialle hanno scoperchiato un complesso sistema messo in piedi per evadere tasse e contributi. L'inchiesta ruota attorno ad una cooperativa con sede legale nella città dei Templi che gestiva la scuola. Dalle indagini è emerso che tutti i professori impegnati nell'insegnamento delle materie curricolari erano legati alla cooperativa da contratti di collaborazione a progetto, una formula che però non corrispondeva alla reale natura del rapporto di lavoro. Gli accertamenti hanno infatti portato alla riqualificazione di quei contratti con rapporti di lavoro subordinato. Il legale rappresentante della cooperativa è stato denunciato alla Procura di Agrigento con l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Sparatoria nel centro storico di Bagheria. I carabinieri hanno arrestato un 29enne del posto già gravato da precedenti penali, accusato di aver esploso alcuni colpi di pistola nei pressi di un'abitazione. L'episodio, non denunciato nell'immediato, è stato ricostruito grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il GIP ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Gli investigatori cercano ora un possibile complice. Svolta nelle indagini sull'ordigno esploso in un'abitazione di Agrigento. La polizia avrebbe già individuato un sospettato. All'origine del gesto ci sarebbe una lite per la disponibilità dell'immobile. Davide Sarto. Inchiesta aperta e indagini a una svolta ad Agrigento. La polizia ha già visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza di via Silvio Pellico tra via Manzoni e il viadotto Acragas. Gli investigatori avrebbero concentrato gli accertamenti su un sospettato, anche grazie alle indicazioni fornite dall'affittuario dell'abitazione, parente del proprietario dell'immobile. All'origine del gesto ci sarebbe una controversia legata alla disponibilità della casa. L'appartamento sarebbe stato concesso in comodato gratuito e nel corso degli anni sarebbero sorti contrasti sulla permanenza nell'alloggio. L'ordigno artigianale è stato lanciato da una finestra all'interno dell'abitazione. In casa si trovavano un italiano e un cittadino gambiano già noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo è rimasto lievemente ferito ad una gamba e è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. La violenta esplosione ha danneggiato l'appartamento e altri alloggi dello stabile. Il boato ha seminato il panico tra i residenti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, scientifica e sanitari del 118. Le indagini proseguono per ricostruire l'esatta dinamica e accertare ogni responsabilità. Incidente mortale intorno alle 2 della notte sulla strada che collega Floridia e Solarino. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento una moto e uno scooter. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita mentre altri 2 giovani sono rimasti feriti. Un 19enne è stato trasportato al San Marco di Catania in gravissime condizioni. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. E cambiamo argomento. Sicilia rovente, l'anticiclone subtropicale algerino avanza ed infiamma l'isola, già alle prese con l'emergenza incendi. Da domani bollino rosso per il caldo su Palermo, già oggi in arancione, termometro in costante risalita fino a domenica. Tonino De Mana. Nella morsa del caldo, con giornate roventi rese incandescenti dagli immancabili incendi che infuocano l'aria e mettono a dura prova soccorritori e forze dell'ordine. L'anticiclone subtropicale algerino sta per avvolgere la Sicilia e buona parte del meridione, con temperature elevate e persistenti fino a domenica, con picchi di 43-45 gradi, prima nei settori occidentali, in particolare sul Trapanese, poi nelle aree centro-orientali dell'isola. Si boccheggia anche nel versante ionico, termometro costantemente sopra i 35 gradi a Catania e caccia aperta alle zone d'ombra e alle fontane. Si cerca refrigerio anche per gli amici a 4 zampe. Perché comunque l'umidità è forte e l'aria non circola
e le poche zone d'ombra sono la Villa Bellini e poco altro purtroppo. I consigli che noi diamo alle persone anziane, ma comunque a tutte le persone, è quello di non uscire nelle ore calde e soprattutto di mantenersi leggeri con l'alimentazione e idratarsi, utilizzando in farmacia trovano diversi prodotti a base di magnesio e potassio. Cappellino, ombrello, acqua, sali minerali e immancabile granita. Si fa di tutto per sconfiggere il gran caldo. I gusti che vanno per la maggiore. Allora, la mandorla e il jazzy, che sono i più richiesti qui a Catania. Il caldo lo sopporti? Sì, certo, sono abituata, Brasile è caldo. E c'è chi sfida le alte temperature. Non bevo molto, per giunta. Non beve molto? No, per giunta. Quindi non beve molto, esce nelle ore centrali e sta facendo il contrario di quello che deve essere, ma sto bene. Domani la calura si intensificherà su Sicilia, Sardegna e Calabria con bollino rosso, massimo livello di allerta su Palermo, già oggi in arancione. E poi ci sono gli incendi, favoriti dall'elevata quantità di vegetazione incolta e secca. Per l'emergenza roghi, da oggi allerta rossa nelle province di Palermo, Messina e Ragusa. E adesso parliamo del festino di Santa Rosalia, folla di fedeli e turisti per l'omaggio alla patrona di Palermo. In 400.000 ieri alla Cassaro per la sfilata del carro della patrona del capoluogo. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte più lunga per la città e poi lo striscione di Addio Pizzo, Santa Rosalia liberaci dalla mafia. Marco Gullà. I fuochi d'artificio hanno chiuso la notte del 402esimo festino di Santa Rosalia. La festa per la patrona di Palermo ha chiamato a raccolta centinaia di migliaia di persone. La stima è di 400.000 tra fedeli e turisti. Un grande spettacolo per la sfilata del carro, iniziato a Palazzo dei Normanni con il videomapping. La statua di Santa Rosalia, Vergine Normanna, è apparsa avvolta da 300 farfalle luminose, eretta su un biocarro concepito come un giardino botanico del Mediterraneo. Tra le mani della Santa una croce realizzata con il legno delle barche dei migranti e un ramo d'ulivo. Un festino che arriva in un momento delicato per la città, tra violenza e intimidazioni mafiose. Santa Rosalia liberaci dalla mafia, lo striscione di Addio Pizzo, poi il messaggio dell'arcivescovo Corrado Lorefice. Amore più grande e pace. Torniamoci intanto a queste due parole della Rosalia. Un amore più grande e la pace. Un amore più grande e la pace. Poi il percorso fino ai Quattro Canti, sul carro anche la madre di Alessia La Rosa, la bambina tifosa rosanero morta di cancro il 12 maggio scorso. Il sindaco Roberto Lagalla lancia il tradizionale Viva Palermo Santa Rosalia. Santa Rosalia, come sempre, possa portare pacificazione, coesione civile e soprattutto superamento delle marginalità. Oggi la messa in cattedrale, la processione con le reliquie della Santa. Sequestrati a Modica nel Ragusano dal nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia, 13 cani custoditi tra degrado e maltrattamenti all'interno di un'azienda del settore edile. E ancora nelle campagne, salvata una cucciola con una profonda ferita al collo provocata da un laccio. Veronica Barbarino. Vivevano in recinti fatiscenti, tra escrementi e urine, scarsa disponibilità di acqua e alimentati con pane secco e ammuffito. 13 cani, tra cui 8 cuccioli, erano custoditi all'interno di un'azienda del settore edile a Modica. Il nucleo zoofilo di Stop Animal Crimes Italia ha eseguito il sequestro degli animali e il tribunale ne ha disposto l'affidamento al sindaco. Per il titolare della struttura invece, un uomo di 41 anni, è scattata la contestazione dei reati di maltrattamento di animali e detenzione incompatibile con la loro natura. Questa purtroppo è l'ennesima conferma dell'assenza di contrasto, di prevenzione, di sensibilizzazione sul territorio al rispetto degli animali a causa dell'assenza di un'azione seria da parte dello Stato. Noi continueremo a vigilare, non solo in provincia di Ragusa ma in tutta la Sicilia, invitando i cittadini, gli amanti degli animali a non temere, a denunciare, a segnalare all'autorità dello Stato, ma anche a noi guardie zoofile, ogni reato in danno degli animali. E sempre a Modica, una cucciola è stata trovata nelle campagne con una profonda ferita al collo, provocata da un laccio. Soccorsa dagli operatori del canile, il sogno di Giulia è ora in cura.
Nuova emergenza idrica Gela, questa volta non è la mancanza d'acqua a preoccupare i cittadini, ma il cattivo odore segnalato da giorni in diverse zone della città. Il Comune dispone il divieto precauzionale di utilizzo per fini alimentari e chiede risposte immediate al gestore del servizio. GR Italia. La crisi idrica a Gela cambia volto, ma continua a creare disagi. Dopo le frequenti interruzioni dell'erogazione che ogni estate mettono in difficoltà migliaia di famiglie, adesso è la qualità dell'acqua a far scattare l'allarme. Da circa 2 giorni numerosi residenti segnalano un odore insolito proveniente dall'acqua che esce dai rubinetti, proprio mentre le alte temperature rendono ancora più pesante la situazione. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che ricopre anche l'incarico di presidente del Lati Idrico di Caltanissetta, ha annunciato l'avvio immediato degli accertamenti e ha convocato il gestore Caltacqua chiedendo di individuare rapidamente le cause del fenomeno. Già da ieri mi erano arrivate delle segnalazioni di acqua maleodorante. Stamattina ho convocato la dirigenza di Caltacqua, abbiamo appena completato la riunione, hanno fatto dei prelievi in tutti i vari punti di campionamento e a breve avremo la risposta di laboratorio. In attesa dei risultati, il Comune ha comunque disposto a titolo precauzionale di non utilizzare l'acqua della rete per bere, cucinare o lavare alimenti. Resta invece consentito l'impiego per usi igienici e sanitari. L'amministrazione comunale assicura un monitoraggio costante della vicenda e promette di aggiornare la popolazione non appena saranno disponibili gli esiti degli esami. Un nuovo episodio che riporta al centro dell'attenzione le criticità del servizio idrico in città e alimenta le richieste di chiarezza da parte dei cittadini. E ancora emergenza idrica in diversi quartieri di Siracusa. Oggi siamo tornati a Ortigia, in una pizzeria che per evitare la chiusura a causa mancanza di acqua ha acquistato 2 cisterne che riempono con le autobotti. Francesca Loi. Abbiamo dovuto necessariamente attrezzarci delle cisterne, quindi abbiamo fatto venire delle persone a montare delle cisterne. Ovviamente è stato un costo molto eccessivo. È l'unico modo per andare avanti, resistendo all'emergenza idrica, che a Ortigia, come nel resto di Siracusa, non stenta a cessare. Non poter avere i servizi primari come l'acqua è una cosa veramente, non è possibile. L'acqua che non c'è o che arriva con bassa pressione sta danneggiando tutti, residenti, strutture ricettive ma anche locali. Così c'è chi si è attrezzato per non chiudere quando manca l'acqua, come in questa pizzeria. Le autobotti ci caricano le cisterne, fortunatamente, che noi ci siamo preventivati su questa cosa, ma ci sono altre attività, altri hotel che sono costretti a chiudere. Non doveva accadere proprio in questo periodo di alta stagione, ci dicono. Certamente non è una bella vetrina per la città, piena di turisti. Chiediamo di risolvere questa situazione al più presto. Nel frattempo, fuori, a pochi passi da qui, i turisti fotografano la fontana di Diana senza acqua. Un'immagine che racconta questa emergenza all'Italia, anzi, al mondo. A Taormina l'alta moda di Dolce & Gabbana racconta il lusso e la Sicilia con ospiti internazionali del calibro di Jennifer Lopez e Monica Bellucci. Il servizio di Orazio Longo. Una parata di stelle nell'incanto di una serata targata Dolce & Gabbana. Il teatro antico di Taormina si è trasformato in una vetrina mondiale della moda che intreccia il lusso alla cultura dell'isola, il profumo dei limoni e la brezza del mare, l'Etna sullo sfondo. Tra gli ospiti della serata, personaggi dello spettacolo e dello sport, da Jennifer Lopez a Monica Bellucci, Theo James con la moglie Ruth Kearney, Michele Morrone e l'attaccante della nazionale norvegese Erling Haaland. Negli eventi taorminesi di Dolce & Gabbana dedicati all'alta moda, all'alta sartoria e gioielleria, anche il debutto ufficiale in passerella di Leonie Cassel, la figlia sedicenne di Monica Bellucci e Vincent Cassel. L'alta moda, portavoce di creatività celebrando il Made in Italy. E adesso una pausa, tra poco con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio, primo test amichevole oggi per il Palermo che nel pomeriggio affronterà la formazione locale del Gardena. Sul mercato Osti insiste per Rao, il portiere De Planches a un passo dal Frosinone. Marco Gullà.
È il giorno della prima amichevole per il Palermo in ritiro. In Trentino i rosaneri affronteranno il Gardena, squadra locale. Sarà l'occasione per vedere all'opera il nuovo sistema di gioco, il 4-2-3-1, e per capire a che punto sono i rosanero nell'assimilazione dei primi concetti tattici su cui stanno lavorando. Un test sicuramente poco attendibile, ma che permetterà al Palermo di avere maggiore aderenza con i ritmi partita. Intanto arrivano le prime parole di uno degli ultimi arrivati, ovvero Tommaso Cassandro, pronto per una stagione che lui spera sia da protagonista. L'obiettivo è quello mio personale di riuscire a tornare in Serie A, perché ci sono stato con il Lecce, però non sono riuscito a trovare il mio spazio e quindi poi sono dovuto ripartire dal Como, che siamo riusciti a salire, solo che poi ovviamente loro hanno fatto altre scelte e quindi poi sono andato a Catanzaro. Quindi sicuramente il mio obiettivo è quello di riuscire a far bene qua in Serie B e poi sperare e ambire a un palcoscenico che tutti sogniamo fin da piccoli. E per realizzare questo sogno il direttore sportivo Carlo Ossi sta lavorando ad alcune trattative. Il Palermo insiste per Emanuele Rao, esterno del Napoli, reduce dal prestito al Bari. Il giocatore piace molto, ma il club partenopeo vuole prima che Max Allegri lo valuti durante il ritiro estivo. Restano inoltre aperte le piste Andrea Bozzolan della Reggiana e Isiaka Kamate dell'Inter Under 23. In uscita invece De Planche è vicino al Frosinone. Il Catania ha ceduto Casasola al Brescia, il giovane portiere De Falco diventa rossazzurro, in arrivo il terzino destro Todisco. Sergio Colosi. Nuove ufficializzazioni in casa Catania. Thiago Casasola è stato ceduto a titolo definitivo in Serie C all'Union Brescia, dove ha firmato un contratto biennale. A Casasola, che la scorsa stagione ha disputato 39 partite realizzando 3 reti, il club rossazzurro ha augurato le migliori fortune personali e professionali. Il portiere Cristian De Falco, 20 anni il prossimo 21 agosto, è un calciatore del Catania. De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Molese e Reggiana, ha giocato un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove però è stato sfortunato e involontario protagonista della penalizzazione di 5 punti della società barcellonese per una precedente squalifica non scontata. Il Catania sostituisce Casasola con il terzino destro 24enne Gianmarco Todisco. Imminente la cessione a titolo definitivo dell'ex Avellino, che ha militato anche con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Per la fascia sinistra piacciono Guerra e Groppelli, entrambi del Crotone. Nel ruolo di esterno d'attacco seguiti Rizzopinna del Sole e Merola, tramontate invece le ipotesi Tumminello per l'attacco e Scognamillo in difesa. In partenza Miceli, Frisenna, Stop e Luperini. Il prossimo 30 luglio a mezzogiorno saranno resi noti i calendari di Serie C. Il 21 agosto la prima giornata di campionato. Prosegue intanto al Massimino il ritiro del Catania con una doppia seduta. E per questa edizione è tutto. TG Sicilia torna alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.